natural beauty. Un clima da tregenda non ferma l'11ª edizione degli Highlands Open, abbinati quest'anno ai campionati italiani a media distanza di corsa orientamento. Quasi 800 concorrenti hanno preso il via alla finale di domenica 15 maggio ad Asiago, disputata sotto un autentico nubifragio di pioggia e vento in località Val Giardini. Il numero di partecipanti è stato buono, direi anzi eccellente. E i terreni si sono prestati tantissimo, i concorrenti ho visto che sono stati tutti soddisfatti dei percorsi e tutto. Ecco, io ovviamente come presidente dell'Erbo sono a ringraziare innanzitutto le amministrazioni comunali qui dell'altopiano di Asiago, a cominciare dal comune di Asiago, Roana e Gaglio, l'amministrazione provinciale di Vicenza e nonché la regione del Veneto che ci assiste sempre in queste gare. Noi non possiamo che ringraziare l'organizzazione e soprattutto tutti i ragazzi che sono impegnati perché nonostante le difficoltà, nonostante il tempo, nonostante il lavoro che chiaramente è sempre complesso da organizzare, ha ottenuto il soddisfacimento totale da parte di tutti gli atleti. Nella massima categoria femminile la vittoria è andata ancora una volta all'azzurra del Cus Bologna, Michela Guizzardi, già trionfatrice nel 2011 al campionato italiano sprint di Cison di Valmarino. In campo maschile il nuovo campione italiano è il sud tirolese Klaus Schkagula, che arriva da un'ottima prestazione alla Tio Mila in Svezia e da una settimana di allenamenti nei boschi dell'altopiano dei 7 comuni. Ci siamo allenati molto bene negli ultimi giorni, anche se i terreni erano un po' diversi, un po' più sassosi, forse anche un po' più difficili, e sì, è servito. Gara molto bella, sono partito un po' in sicurezza, non volevo fare errori subito dall'inizio, molto bene la prima parte, poi nella parte centrale un po' più difficile forse, ho sbagliato un po', piccole cose comunque, e sì, verso la fine, nella seconda parte di gara ho preso i concorrenti partiti davanti, il Tuff, Alessio e Mick, e così in gruppo abbiamo fatto un buon ritmo e sì, alla fine è bastata. Per l'Erebus Orientamento Vicenza, società organizzatrice, c'è la soddisfazione di tenere in casa il titolo Under 20 grazie alla vittoria dell'italo-svizzero Sebastian Inderst. Ho la doppia nazionalità e ho pensato di sfruttare questo fatto quest'anno e sì, mi è andata bene la prima volta, adesso vediamo in futuro come andrà i prossimi anni. I terreni sono diversi un po' dappertutto, penso che anche in Svizzera si possono trovare dei terreni così, ma l'ho trovato davvero molto bello. Oggi è stato bellissimo, anche la gara è stata organizzata bene, e i percorsi anche molto belli, interessante, e bisogna sempre essere molto concentrati, altrimenti si perde già un sacco di tempo e inutilmente. Sugli atleti delle categorie junior e senior c'erano puntati gli occhi del selezionatore azzurro Jaroslav Kamarczyk. La prova era infatti valida come primo test in vista dei campionati del mondo sia giovanili che assoluti. È stato interessante vedere la competizione, tutti si sono espressi al massimo delle loro possibilità, i migliori chiaramente sono emersi in un terreno così difficile, sono riusciti a far valere le loro qualità e le loro capacità orientistiche. Sicuramente ad agosto in Francia, nei pressi del lago di Annecy, avremo la possibilità di far valere il peso della nazionale italiana nel modo migliore, spero, cercando di ottenere i risultati che meritiamo. The way she moves to her own beat, she has the qualities